Adesso parliamo. La trasmissione non si ferma anche durante la pausa pubblicitaria, noi continuiamo a discutere, qui la situazione è piuttosto accesa. Allora, diamo la parola ai ragazzi che sono qua davanti, Damiano Pizzolla. Allora, Giuseppe Solazzo diceva, in fin dei conti se ne fa sempre questa questione di Flavio Zanonato, Ivo Rossi, il problema non c'è. No, perché Ivo Rossi ha due caratteristiche che lo contraddistinguono e che a mio avviso, che a nostro avviso di tutta la squadra che lo supporta, gli dà un valore aggiunto. Da una parte c'è il contatto con la realtà. Ivo Rossi ha vissuto qua, sa cosa vuol dire amministrare una città di una certa entità, con 60.000 universitari, con dei problemi da risolvere e quindi innanzitutto ha un contatto con la realtà. Dall'altra parte abbiamo Rossi, è l'uomo della fiducia. È uscito il discorso sull'ospedale. L'ospedale è stato strumentalizzato molto, il fatto che l'ospedale venga deciso o no, ci sono tavoli Stato, Regione, Comune, quindi non è una delibera comunale che decide se fare un ospedale o no. La nostra apertura nella possibilità di realizzare l'ospedale viene perché noi siamo abituati a voler cogliere le occasioni. Se costruire un ospedale nuovo vuol dire ottimizzare un sistema ospedaliero che è non solo riferimento per Padova, noi guardiamo oltre Padova. Padova rappresenta in termini di università, in termini di servizio sanitario, un fiore all'occhiello dell'Italia e anche oltre confine. Quindi creare una struttura che non è una cattedrale sul deserto piantata in una regione fuori dal mondo, è anche un modo per valorizzare una regione, un'area di Padova che possa, quindi potremmo dire una cittadella ospedaliera quasi, no? Che piace questo termine. Quindi dobbiamo vedere nelle opportunità e restare aperti alle opportunità per coglierle. Non possiamo anche chiuderci in Padova e guardare solo ai padovani. È giusto avere un occhio di riguardo per i padovani, ma ricordiamoci che Padova è la storia che ce lo ricorda. Padova è un centro internazionale, non è un centro solo per i padovani. Soprattutto per i padovani dobbiamo valorizzarli, ma ogni tanto si trova anche qualche spunto interessante anche tra i sostenitori di Bitonci. Il signore prima ha citato l'episodio del Padovano. Ben venga, dobbiamo aiutare questa gente, non possiamo avere altri morti che sono cominciati governi fa, perché non... Però dopo troviamo subito una contraddizione, perché la dignità della persona non è del singolo cittadino, dell'unico cittadino che scrive al sindaco. La dignità della persona è di tutte quelle persone che si affacciano a Padova. Se noi crediamo in Padova, una città nuova, una città ospitale come è sempre stata, dobbiamo credere che Padova sia una possibilità per tutti, non solo per i padovani, soprattutto per i padovani, ma dobbiamo creare una città che possa garantire la dignità di tutti, anche quelli che si affacciano a Padova. Dobbiamo garantire la dignità della persona, di tutto quello che gravita intorno alla persona. Occhio di riguardo ai padovani, ma una Padova per tutti e una Padova nel mondo, perché che lo vogliamo o no, nell'Europa ci siamo e non possiamo chiudere gli occhi, ma cogliere le opportunità che in Europa possiamo trovare. Bene, e quindi questa se non è riuscito a rispondere un singolo cittadino, figuriamoci a tutti gli altri. Ci sono servizi. Se Rossi dovesse rispondere a 168.000 mail su richieste di lavoro, visto i cittadini, non so bene come farebbe, comunque non può uno alla volta. L'ufficio di collocamento. Credo che uno possa rispondere. Tanto non ha 15 assistenti, ma a prescindere da questo voglio dire di nuovo l'ignoranza. Allora, ci sono dei servizi. Allora, ignoranza, l'URP, cosa numero uno? Ignorante è una persona con tutto quello che avete detto a noi, scusa, l'ignorante. Ufficio relazioni con il pubblico. Allora vediamo se c'è comune, 12 di un privato che dipendenti. può aiutare questa persona prima che sia tardi, va bene? Va bene, questo ben venga. Se Però io fossi, e non ci tengo, a un ufficio dove ricevo una mail grave, dove si descrivono le particolari disabilità e disagevolezza, orlo del suicidio, il 6 scade un contratto, tra l'altro pagato con voucher, guardate, né simbolo né niente, chi vuole scrive a questa mail se vuole aiutarlo. Se Ivo Rossi, quando ha finito con Bitonci, sarà su un altro canale in questo momento, si segna la mail, può aiutiamo Franco@gmail.com. potrà dire che Ivo Rossi magari non ha avuto tempo prima, può farlo ancora adesso perché il contratto scade il 6, se può dargli una mano, guardate,
Avete un punto in più, ve lo regalo. Dai, un attimo. Sto pensando alle Nicola, persone. Nicola, scusate, facciamo parlare. A parte che non si scherza con Non la c'è vita modo. delle persone. Ci sarà anche pericolosa, io non lo conosco neanche, l'ho conosciuto per caso. Scusi, lei sta facendo propaganda politica sulla vita di non una parlate di persona, soldi. si vergogni, si vergogni. No, io non mi vergogno, sa perché non mi vergogno? Perché mi ha mandato un messaggio, una mail dove mi ha chiesto lui di farlo, non io, ce l'ho qua. Guardi che ci sono persone? Altrimenti io mi metto a fare i lavori una settimana prima del in televisione a sbandierare me la l'ha privacy di chiesto il un'altra soggetto. persona. Ma hai sentito parlare di Me l'ha chiesto il soggetto. emulazione? Ma sa cosa significa l'effetto emulazione? Ma Prego, sa non che, ho che sentito, esempio scusi. sta dando? Forse non sa cosa significa la parola, scusa. È vero, e la sinistra è cultura e la destra è ignoranza, felice di essere ignorante. Fatto sta che nella mia ignoranza voglio aiutare una persona, mi ha autorizzato per iscritto, me l'ha chiesto lui e l'ho per quelle fatto, persone basta. ci rimbocchiamo le maniche. Va bene. Non è che andiamo in giro, incontriamo uno e poi andiamo in Vedo che televisione non con la cogliete il mente. segnale, Per non favore, siamo importa. seri. Claudio, un attimo, dai. Prego, un attimo, uno alla volta, non potete parlare tutti assieme. A casa non capiscono niente, Senta, la strumentalizzazione se si usa senza autorizzazione, mi ha chiesto espressamente un aiuto di comunicare, l'ho fatto, basta. No, ha fatto un appello per una persona che ha bisogno. Basta? Basta? E allora, basta, Claudio, dai, abbiamo capito. Glielo do. No, ci fidiamo. Allora, c'era Tommaso Leonardo, facciamo parlare il Tommaso Leonardo, per piacere, Un dai. secondo, il punto in questo caso, se mi permettete, non è destra o sinistra, ma è particolarismi. Buona attenzione a tutti. La questione è molto semplice, l'amministrazione deve rivolgersi alla tutela di tutti, non di uno solo. E un grandissimo esempio su questo, sulla differenza fra il privato e, cioè fra le operazioni private e le operazioni collettive, l'aveva un uomo di destra che era Charles de Gaulle, che sulla scrivania aveva due pennini, uno per le lettere agli amici, di cui lui pagava l'inchiostro, e l'altro per le lettere ufficiali, di cui pagava l'inchiostro lo Stato francese. Iniziare parlando di un caso umano da risolvere uno su molti altri è un classico esempio di particolarismo che danneggia la società, danneggia la pubblica amministrazione e danneggia tutti gli altri. Farne pure, mi faccia finire, farne pure un caso di suicidio è gravissimo, gravissimo. Va bene, e guardi, non io condivido. su questo ci lavoro. Spero che lavori bene. Claudio. Credo proprio di sì, visto che lavoro Va bene, per faccio il dei Harvard. complimenti. Nicola Copi-Zanin, dai, silenzio adesso, basta. L'esponente arrogante della Civica Divo Rossi ha detto giustamente qui bisogna citare i numeri. Allora citiamo i numeri su cui gli amici della Civica Divo Rossi purtroppo questa volta non possono dire di no, perché non possono dirmi che Padova non è la città con l'addizionale IRPEF più alta in tutta Italia, dove vengono chiesti ai cittadini 288 euro in più. Loro lo sanno che questo è il comune delle tasse. E inoltre vorrei rivolgermi anche soprattutto a quegli elettori di Fiore che adesso scelgono di appoggiare Ivo Rossi. Fiore, che è un personaggio... È in corso adesso l'assemblea. Fiore, che è un personaggio che ha sempre fatto del suo cavallo di battaglia l'ambiente e le questioni ambientali, deve tenere a mente che Padova è una delle città più inquinate d'Europa e su questo la giunta Rossi non ha fatto niente e questo lo dice l'Agenzia Europea dell'Ambiente. Voi che siete tanto europeisti dovreste fidarvi di questo dato e mi svesto di ogni casacca quando dico che la Confesercenti dice che a Padova avviene un furto ogni 3 giorni in media. Chi ci segue da casa, i commercianti sanno che entro 3 giorni potrebbe toccare un furto a loro e voglio chiedervi, è colpa dei padovani o è colpa di questa cattiva amministrazione? Adesso ti rispondo, della Lega, perché perché noi l'8 giugno possiamo fare una scelta. Noi l'8 giugno perché dobbiamo screditare i Volossi, ma per piacere. Ricordano che Fiore non voleva l'ospedale nuovo e adesso si apparenta con Rossi che vuole l'ospedale nuovo. Fiore non voleva l'auditorium, adesso vuole l'auditorium. 80% di programma non condiviso, adesso diventa 80% di programma condiviso. Riccardo, dai. Io credo facciamo rispondere e soprattutto
giusto, credo, che chi ridicolizza il problema sicurezza, come Ivo Rossi, dovrebbe passare una giornata a fare campagna elettorale in stazione, perché finché si fa le foto in bicicletta per via Roma, bisognerebbe metterlo un giorno intero in stazione. Vabbè, ok, Nicola, possiamo scegliere tra la Speranza, che è Massimo Bitonci, tra la sinistra, la paura dei centri sociali della sinistra. Speranza di cosa? Chi risponde? Chi è che risponde? Buono. Riccardo, per piacere, dai, state zitti perché vi tolgo il microfono. Chi è che vuole rispondere? Chi vuole rispondere? Scusa un attimo, passate un giorno in stazione. Damiano. Gli ha detto di andare al mercato. Buono, dai Riccardo, per piacere. Vai, ti mando fuori, Va bene, mi mandi fuori. Dai. La gente deve sapere Ma devi far parlare anche gli altri, non puoi parlare solo tu. Stai buono, dai, avanti. Posso? Guarda, abbiamo la Margherita Colonnello. Dai. Devo dire che sono un po' perplessa per i toni di questa discussione, nel senso che anch'io. Buoni, Se facciamo si va parlare. al ballottaggio vuol dire che, insomma, bene o male, il risultato elettorale fa emergere una città che è divisa tra due scelte abbastanza equivalenti a livello di peso. Non posso pensare che se entro in un bar la metà delle persone non hanno capito nulla della vita e l'altra metà hanno capito tutto. Quindi, insomma, penso Siete che... voi che avete capito poco comunque, non le persone, perché le persone di Padova hanno ben che capito che adesso cambiamo, perché avete stancato proprio. Mi scusi, però, ad esempio, Un attimo, prego. Aspetta. Forse è difficile. Infatti, scusa. Ancora. Guarda che ti mando fuori. Tanto ce ne sono altri rappresentanti, ne metto uno più moderato. Per piacere, basta. Io voglio sperare che in consiglio... Io volevo semplicemente dire una cosa, la trasmissione potrebbe essere fatta solo con loro 4, noi possiamo anche andare a casa perché... Sì, ma sapete perché avete portato una discussione politica a livelli così bassi che è quasi imbarazzante. Chi è che ha parlato del kebab? È lei che parla del kebab. Ivo Rossi non ha mai mangiato un kebab. Dai. Non ha mai mangiato un kebab e venite a parlarci del kebab. Dai. Questo Per piacere. mamma mia. Che è un signore molto elegante che non sta zitto un secondo. Riccardo, basta. Più kebab. Li facciamo rispondere per piacere? Dai. Allora, al problema che sosteneva il candidato sul fatto di passare un giorno in stazione. La cosa che ci contraddistingue è che noi siamo una squadra e ognuno fa di qualcosa, e io ti assicuro che ho passato le notti in stazione come volontario della Croce Rossa per fare gli ambulatori. Buono Riccardo! Allora non hai capito niente, non sai cosa fa la Croce Rossa, non sai quali sono i servizi che ancora una volta noi vogliamo garantire la dignità della persona a tutte le persone, anche quelle in difficoltà. I problemi come si risolvono? Fuori dalla stazione non c'è uno sportello per i turisti. Non c'è uno sportello per i turisti. Nicola, lo lasci finire il discorso? Il turista arriva a Padova, non trova indicazioni. Hanno montato i cartelloni nuovi. Trova chi Ragazzi, distribuisce siringhe. allora dovete capire che se parlate così a casa non capiscono nulla, ok? Quindi fate rispondere, dopo replicate, no? Ognuno ha il suo spazio, dai. Chi è che stava parlando? Margherita non aveva avuto ragione Vabbè, per chiudere, insomma, semplicemente io penso che appunto la questione non sia vergognosi voi, vergognosi noi, cioè insomma siamo concittadini. Penso semplicemente che da casa i cittadini dovranno decidere tra due impostazioni che fanno fronte allo stesso numero di problemi che condividiamo. Io penso che vogliamo collaborare anche per risolverli. A me convince l'impostazione di Ivo Rossi, prima di tutto perché non è solo l'impostazione di Ivo Rossi, cioè qua non si parla di un uomo singolo, si parla di una squadra, e a me fa piacere che sia emerso la faccenda delle associazioni, perché tutti qui facciamo parte dei mondi associativi, siamo persone che si impegnano quotidianamente anche contro il degrado,
e abbiamo portato il nostro apporto, che è di una Padova viva, che sta tra la gente per l'appunto nel programma di Ivo Rossi. Quello che ho letto dal programma di Bitonci su questo è che l'apporto non c'è scritto nulla sulle associazioni, che pure sono la grande ricchezza della nostra città, perché è la città con il più alto numero di adesso fai parlare anche. E c'è scritto, l'ho letto, poi ma correggetemi, insomma, c'è scritto zero supporto alle associazioni amiche, virgolettato. Che cosa vuol dire? Cioè, stiamo tutti lavorando per la città. Guarda, facciamo rispondere a Alessandra Brunetti, che anche lei è stata zitta fino adesso, composta come te. Alessandra, prego. Innanzitutto il dispiacere, perché appunto vedo anche persone di una certa levatura intellettuale dell'opposizione che trovano come unica argomentazione la pochette verde o il kebab. Io voglio dire in modo particolare al dottor Ferrero che io vengo dalla società civile, sono un'imprenditrice, faccio parte anch'io dell'associazionismo cattolico, quindi ho la sua stessa provenienza e penso di avere la sua stessa dignità, come io ho avuto rispetto e l'ho ascoltata, quindi non avete la palma dei migliori, dei più bravi, dei più belli, diciamo che abbiamo idee diverse sui temi della città. E anche ho un'altra particolarità, che vivo all'Arcella dietro via d'Avanzo, quindi io chiedo rispetto per il grido di dolore, io lo chiamo così, dei cittadini dell'Arcella, io per prima. Vivo lì da sempre, ho scelto di continuare a vivere lì, ci sono delle difficoltà grandi, io penso che l'onestà intellettuale dei politici, in questo caso mi rivolgo a chi ha più esperienza, sia anche quella di ammettere se ci sono stati dei fallimenti nella gestione, in questo caso delle politiche sulla sicurezza. Poi dopo dare l'immagine dell'opposizione, in questo caso noi che ci proponiamo a governare questa città, come quelli che spaventano, sono quelli della paura, quelli dell'esclusione, non siamo quelli dell'inclusione, io invito a rileggervi con attenzione il programma elettorale che evidentemente la Margherita non ha letto, mi permetto di darti del tu. Non abbiamo scritto, non è scritto zero aiuti alle associazioni amiche, è stato impostato il sociale su un'altra ottica. Può contornare qualsiasi padovano? Come, certo. Cioè, l'ho letto... Noi abbiamo 16 pagine. È una diversa impostazione del sociale, del mondo sociale. Facciamo finire un attimo del mondo sociale. Noi abbiamo proposto dei punti, abbiamo dei punti importanti, un tavolo di confronto permanente, abbiamo previsto la task force per la presa in carico delle nuove povertà nascoste, che sono le nuove povertà purtroppo del ceto medio che è scivolato nell'indigenza a causa spesso della perdita del lavoro o dell'eccessiva anche peso della tassazione, e si vergogna di chiedere aiuto ai servizi sociali, e questo merita rispetto. Abbiamo messo questa iniziativa in sinergia con le parrocchie, abbiamo messo una piattaforma, la previsione di un'istituzione di una piattaforma dialogica tra quello che è l'assessorato ai servizi sociali, l'ufficio tecnico del comune, perché possano dialogare e quindi implementare il meccanismo dei voucher lavoro. Quindi non accetto di essere, diciamo, additata come quelli ignoranti, come quelli della paura, come quelli della pochette verde che viene nascosta al momento opportuno, come purtroppo ho sentito dire il candidato Rossi. Vorrei, diciamo, confrontarmi primo con rispetto, perché questo non è rispetto per l'avversario, che ha dimostrato delle ottime capacità di amministrazione della cosa pubblica. Quando poi ci viene additata sempre il discorso che noi non vogliamo escludere, non abbiamo il senso di comunità, io penso che nel nostro programma la previsione dell'istituzione in ogni quartiere, che attualmente all'Arcella non c'è, dottor Ferrero, abbiamo proposto noi l'acquisizione del Configliacchi quando saremo a governare. Come quello che ha governato fino a No, mi riferivo al suo intervento precedente, l'istituzione che ha parlato di mancato senso della comunità, di visione della comunità nella nostra, diciamo, nel nostro programma. Del suo collega là dietro che prende un caso, lo porta in televisione e pensa che il sindaco se ne deve occupare direttamente. Se mi consente posso finire. Termino l'istituzione in ogni quartiere di un centro civico dove è previsto un punto di ascolto, un punto sicurezza, un punto comunale. Penso che questo sia una modalità per far uscire quella che è l'amministrazione dal palazzo, portarla nelle periferie che attualmente
attualmente hanno dei grossi problemi e io penso che il limite proprio grande di Rossi Zanonato è stato quello di non voler ascoltare le periferie. Noi abbiamo questa visione, quindi una visione che merita altrettanto rispetto. Ti fermo, allora volevo rivedere un attimo il sondaggio che stiamo facendo, vediamo se la regia riesce a proporci la situazione. Non è cambiata, beh, insomma, si sta avvicinando. Guarda che bello. Avranno chiamato 10 di loro. Vabbè, può essere la stessa cosa per te. Allora andiamo in pubblicità. Abbiamo la pubblicità, adesso ritorniamo tra poco qua a Gioventù Politica.